No, certo, è logico. A volte per le donne può essere indicato un... Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno signora, è la moglie del signor Sirio? Chi è? E c'è il signor Sirio in casa? Non ho capito chi è. No, ho detto, abita lì il signor Sirio? Ah sì, ma non è salito ancora. No, peccato perché io mi chiamo Gioia e dovevo parlare con lui. E attenda un attimino che glielo chiamo. Signora, mi scusi signora? Lei è la moglie? Sì? Ecco, gli può dire che io sono Gioia la Troia del telefono sexy? Cioè lui ha fatto un abbonamento per ricevere delle telefonate sexy. Ha già pagato tutto, eh? Ma stai a sentire. Ma è scema lei o fa apposta? No signora, io faccio il mio lavoro. Ma lei lo sa che deve fare? No, faccio le mie... Affanculo, in galera la metterei. Ma come? Io faccio il mio In lavoro. galera la metterei, zozza. In galera. Sono Gioia la Troia. In galera la metterei. Ma no, io sono autorizzata a fare questo. No, io in galera la metterei. No, in galera non... In cella a gocce, zozza. A gocce? A zozza. Ma che zozza? Accidenti, me la se l'è presa. Non me lo chiama più il marito, però la richiamo io. Prosegue nel suo intento. Pronto? Pronto? Ancora una fila di rompecoglioni? No, senta, vorrei parlare con Sirio. Io sono Gioia la Troia. Sì, mi fa piacere. Nessuno gli ha mai detto quanto è Troia davvero? Sì, sono tanto Troia, proprio tanto. ma solo per telefono. Io sono del telefono sexy. La signora prima mi ha detto zozza e mi ha detto in galera. Certo, che vuole che gli dica? Glielo devo dire anch'io? No, ma mi scusi, abbia pazienza, io sono autorizzata a fare questo. Il signor Sirio ha pagato una quota, ha pagato 1.200.000 lire per 10 telefonate. 1.200.000 lire di colpi che gli vengono tutti insieme. Di colpi a Sirio, insomma, immagino, che è suo padre? No, non è nessuno. Va bene, i colpi semmai devono venire a lui, mi scusi, io sto facendo il mio lavoro. E lei mi vuole lasciare il numero di telefono che io la faccio chiamare da Sirio? Certo che posso lasciare, anzi non posso lasciare il mio numero telefonico, posso lasciarle quello mio privato. Mi lasci quello non privato? Quello dell'ufficio non posso. Ma lei mi lasci qualsiasi numero? Qualsiasi numero? Quello che dove la posso rintracciare, me lo lasci? Certo che glielo lascio. Sì. Ma scusi, lei, visto che la telefonata è già pagata e lei non mi può passare il signor Sirio, vuol sfruttarla lei? Io vado bene anche con le donne. Non credo proprio, mi dia il numero, ho detto. Allora, può scrivere? Certo. Allora, io mi chiamo Gioia. E l'ho capito, non mi dica anche il soprannome, per favore. Guardi, non è un soprannome, ma è un nome di battaglia. Gioia la Troia. Mi dica il suo numero. 69. Aspetti, vedi che non scrive la penna. Poi? 69 23. Poi? 69. Sì, poi? Plin. Plin. Sì, poi? E poi lei ha il tasto Plin sul telefono? Non credo, no. Per mettersi direttamente in contatto, un telefono a tasti? Sì. Ecco, in fondo a destra c'è un tasto. Sì. Ha un simbolo? Sì. Com'è questo simbolo? È un quadretto, che è? Un quadretto, sì, un quadratino. Ebbene sì, quello è il tasto Plin. Lei fa questo numero, poi fa il tasto Plin direttamente, non c'è bisogno di prefissi né niente. Sì. Allora, mi vuol ripetere per favore? Ho capito, basta. Mi ripeta il numero. No, va bene. Abbiamo beccato, penso, la figlia, no? Penso la figlia, Una persona... Oh, non so perché io sono vecchia di queste cose, non me ne intendo, grazie a Dio. Ma suo figlio è sposato? Sì. Ah, ho capito, però si vede che non è abbastanza, diciamo, soddisfatto di sua moglie perché ha chiamato me. Oh, non so, me ne intendo io, signora, me ne intendo. Lui a casa non c'è, non so neanche... Lei c'è rimasta male, signora? Oddio, a me sono cose che non mi riguardano, insomma, mi riguardano relativamente perché non è una cosa, mio figliolo è grande e vaccinato. Comunque non ci credo assolutamente, certo.
Ma come non ci crede? Senta, sarà ormai. si svolge così. Senta, tanto ormai questa è pagata, mi dispiace che la debba perdere, Paolo. Io sono distesa su un divano seminuda e comincio a spogliarmi piano Sì, ma piano, tanto a me è una mi cosa sfilo che le mi- mutandine. È una signora- cosa che io non condivido assolutamente, sicché è inutile che lei me lo racconti. No, per dirle come si svolge, c'è veramente tutto un rapporto sessuale come vuole lui, diciamo da tutte le parti, in tutte le posizioni, ma solo di fantasia, solo attraverso il telefono. Alla fine lui, Comunque lui è farà fuori- quello che gli pare Sì, e io farò... capisce? Comunque lui è fuori Capisce? Siena e per parecchio tempo non è a Siena. Non è a Siena? No. Non è a Siena? No. Oh Dio mio, e quando lo posso trovare, Non signora? lo so, quando rientrerà non lo so. Non lo sa? No. Ah, che peccato. Mm. Signora, posso passarle Ugo? No, non voglio sapere No, d'altro. senta. dato che ci ha pagata, la faccio parlare con Ugo che parla sempre con le donne. Senta, no, non voglio parlare con Ugo! nessuno. Io Ugo! senta lei, ho Ugo! altri pensieri, gli dico la verità, guardi, Signora? Sì, Signora, sono Ugo. sì. Sa, dicono che con Ugo c'è più sugo. Senta, io di queste Oh, cose... che bella donna deve essere lei. Sì, io sono deve essere vecchia. stata una bella donna quando era Senta vecchia. un pochino, Quando era senta un pochino, io sono vecchia, di queste faccende non ne voglio sapere. C'ho un pacco. C'ho un pacco per lei, signora. No, non voglio C'ho un niente. bellissimo pacco per lei, Voglio signora. proprio niente, senta, Non è un pacco postale, sa? No, ma È un pacco. non voglio niente, lei faccia È un pure pacco su. pacco. E È sui un occhi, pacco. io non voglio sapere nulla. Pacco, un grande pacco. Guardi, Senta ti che pacco. attacco, Tocchi il pacco. Ah, pacco. Ti attacco. No, riattacco. Ho detto pacco, non riattacco. Io Pacco. attacco, perché No, io- pacco. Non ne voglio sapere. Pacco. Sì, Plin. sì. Riattacca? Sì. Pacca. Se riattacca, pacca. Anche qui nonsense assoluto. Ecco. Che bello squillotto. Pronto? Pronto? Chi parla? Senta signora, abita lì il signor Aldo? Abita lì il signor Aldo? Sì? Sente la moglie? Sì? Senta, io sono Gioia del telefono sexy. C'è il signor Aldo Non in si casa? sente niente, se non grida più forte io non sento. Signora, mi sente ora? Ora sì. Va bene, sì, siamo un po' lontane. Io sono Gioia del telefono sexy. Il signor Aldo ha fatto un abbonamento Un abbonamento di che cosa? a 10 telefonate sexy con me. Ah, perché? Come mai? Perché si vede che gli va di passare qualche minuto, diciamo, in compagnia telefonica di una donna seminuda. Ah, e mi dica. Senta, non c'è il signor Aldo? No, Ah, lei è la moglie? sono la moglie. Ho capito. Quando lo posso trovare il signor Aldo? È difficile mio marito. Senta, io mi chiamo Gioia la Troia del telefono sexy. Sì? Ecco, Ma il mio marito sa quanto c'ha? quanto c'ha? 78 anni. 78 anni e ancora corre la cavallina, eh? Si dà da fare, eh? Si immagini lei? Non me lo immagino, magari con lei no, ma con le altre. No. Senta signora, suo marito ha fatto questo abbonamento, ha già pagato 10 telefonate. No, Sì? no, Sì? ma è Baroni A? Sì, esattamente, proprio lui. Baroni Sì, A? Baroni! No. Ah. No. Sì. No. Sì. Arrivederci. No, signora, senta. Sa quanto ha speso suo marito? Lei non direbbe così leggermente. Ha speso 1.200.000. Non è facile che sia mio marito. È facilissimo. No. Baroni Aldo. No, Baroni Aldo. Baroni Aldo. Va bene. Bello, caldo. Ora conti con lui. Abbiamo già avuto diversi rapporti sessuali. Ah, sì? Sì, Ah, guardi un po', devo dire che come ce l'ha un po' moscio, eh? Va bene. Ce l'ha piuttosto moscio, signora. Sì, lo so. Lo sa. Arrivederci. Lo sa, eh? Arrivederci. Sì, ma io gliel'ho fatto Beh, signora, senta, se le devo dire tutta la verità, io sono la sua amante. Vai, avanti, chiacchiera. Sì, chiacchiererò, dirò tutto. Io e Graziano ci vediamo da un po' di tempo e io mi sono innamorata cotta di lui e lui è innamorato di me. Va bene.
Signora? Sì, dai, dimmi. Io, cioè, mi dispiace di doverglielo dire così, ma prima o poi doveva saperlo. Certamente. Non si era accorta di niente? Io no. Ma i suoi rapporti con suo marito come sono stati? Benissimo. Perfetti? Sì. È bravo a mascherare lui, eh. Molto bravo. No, veramente saresti te che sei una troia. Sì, questo è vero. Ecco. È vero. Questo è vero, lo riconosco. Io anzi sono dispiaciuta di essermi messa in mezzo, ma l'amore non ha confini, non ha limiti e al cuore non si comanda. E allora che volevi? Niente, volevo che lei lo sapesse, Ah, sì, e allora? perché sto per portarglielo via. Sì? Sì. Ma vai! Meglio oggi che domani. Perché? Perché sì, eh. Ma c'è rimasta male? No, per niente. No, eh? Ma se noi andassimo via insieme, Mm? lei come rimarrebbe? Io? Sì? E che vuoi che mi metta a piangere? Si mette a ridere? Eh? Si mette a ridere? Ascolta, guarda di girare alla larga perché ora, anche se telefoni da una cabina, il telefono lo sotto controllo, sta attento? Sì, certo. Ma tanto Graziano lo sa chi sono. Basta che tu glielo chieda. Chiedi chi è, Gioia. Eccolo, te lo passo. La tua amante. Vai. Pronto? Pronto? Chi è? Buongiorno. Buongiorno. Chi è? Graziano? Chi è che parla? Ma chi è che parla? Eh? Pronto? Signor Graziano? Con chi parlo? Con chi parli? Come? Con chi sto parlando? Come? Ma pronto? Sono il fidanzato di Gioia io. Va bene, troviamoci dove? Dove vuoi? Hai capito? Perché sì. ora basta di stare con la mia ragazza. La mia ragazza non la tocchi, capito? Ma chi L'ho sei? trovata Non mi qui. rompere i L'ho trovata coglioni. qui al telefono con te, che stavo dicendo delle cose a tua moglie. Due. Madonna, e la donnina me l'ha presa sul serio. Cioè, chi è fa lui? La sua amante. Bisogna richiamarlo. Sì. Pronto? Graziano, Chi è che parla? sono Gioia. Ma che ne so di Gioia e di Giaio? Ma mi rompere i coglioni, se no vi fonda in galera tutte e due. Ma no, Ecco, no. va a fanculo. Non ci mandi tutte e due. E sono uno solo, no? Come abboccano sì, tutte e due, la moglie e il marito. Lei ha creduto a tutto, no? E lui ha già creduto che fossimo in due. Ora li richiamo, no? È evidente, no? Questo è logico. Pronto? Pronto? Chi è? Sì, buongiorno, sono il maresciallo Pamburio della squadra immobile. Chi è, scusi? Maresciallo Pamburio della squadra immobile. Per caso qui lì sono arrivate delle telefonate un po' strane? Sì, aspetti un attimo. Sì, va bene. Chi è? Buongiorno, sono il maresciallo Pamburio della squadra immobile. Per caso sono arrivate delle strane telefonate lì a lei? Sì. Qualcuno che diceva, faceva dei discorsi tipo amanti, roba del genere. sì, Ecco, allora noi siamo sulle tracce di alcuni personaggi che si divertono alle spalle dei cittadini. Per caso noi facendo un giro di intercettazioni telefoniche siamo riusciti a solo un pezzetto dalla telefonata, no? Sì. Che cosa l'ha detto questa persona? Che io sono amante di Gioia, io non conosco né Gioia né cose. Ma in quanti erano? Vi può denunciare. E in quanti erano? No, appunto, noi siamo qua apposta. In quanti erano? Amante era una donna, poi un uomo. Ah, ecco. Ma ha parlato anche solamente con te o con Ha qualcun altro? parlato anche con la mia moglie. E cosa le ha detto? Le ha detto che io ho l'amante di Gioia, che io non conosco né Gioia né... io non ho né amante né Gioia. Ho capito, no, ma noi sappiamo che queste sono persone che si divertono. Siccome noi siamo così all'attesa, anche siamo riusciti solamente a rintracciare il suo numero, ma non siamo riusciti a rintracciare il numero da cui telefonavano queste persone. Allora facciamo così, se per caso dovesse richiamare, Sì. mi raccomando, non riattacchi, cioè tenga le persone in linea, va bene?
che noi riusciamo a beccarli, a beccare il loro numero e li becchiamo proprio in flagrante. Mi scusi. Me dica. Lei chi è il Maresciallo Mamburio della squadra immobile, non c'è problema. Certo. No, perché io se no avviso anche il maresciallo di Monte. Non si preoccupi, ci penso io. Perché sto a rapporti questo è buono, questa è una cosa molto buona. Ecco, in ogni modo, che... no, adesso lei se dovessero ritelefonare, mi raccomando, tenga in linea più possibile, così noi li becchiamo sul fatto. Io siccome l'ho mandato a quel paese perché a me ha fatto benissimo. Non mi guardano niente. Lei ha fatto benissimo. Né amante né gioia. No, per carità, ma poi quelli sono fatti suoi. Questi sono... non do noi a nessuno. Ma poi anche se ce l'avesse, questi sono fatti suoi, noi non vogliamo sapere, capisce? Poi fra uomini, io capisce? volevo precisare che lei non ha questi problemi e non do noi a nessuno. Non voglio neanche che mi molestano. Allora, collabori con noi, se per caso dovesse richiamare, perché... io comunque, io ho questo particolare... Sì, lo faccia presente anche al maresciallo amico suo, senza problemi, ma intanto, capito, me li tenga in linea, va bene? Va bene. Così li becchiamo, grazie. E che gli devo dire? Niente, lei continui il discorso, magari dica sì, sono un amante di gioia, quello che vuole, insomma. Io non posso dire una cosa per un'altra. Ma lei, l'importante è che non riattacchi. Mi metto in comunicazione con il maresciallo. Sì, non si preoccupi, d'accordo, a tra poco. Cioè, speriamo che non la richiamano, ma se la richiamano, va bene, li tenga lì. Arrivederci. No, perché sennò... Sì, ho capito, ma il maresciallo sono io, e il maresciallo sono anch'io, insomma, non facciamo conflitti di competenze, non facciamo conflitti di competenze. Vabbè. Ora, questa è di competenza mia, in questo momento io sono sulla linea sua, e quindi sono io che ho la competenza di questo caso, ha capito, signor Graziano? Lei non sa chi sono io. E io non so chi è lei, mi scusi, abbia pazienza. Lei potrebbe avere anche tutte le amanti del mondo, Gioia e la Troia, abbia pazienza. Insomma, abbia pazienza. Allora, lei ora faccia quello che vuole. Se vuole collaborare, collabora. Se non vuole collaborare, prenderemo le misure del caso, ha capito? Io lo presento ai maresciallo. Allora va presente al maresciallo Mamburio della squadra immobile che sono io. Allora, ok, arrivederci. Va bene, arrivederci. Madonna ragazzi, questo è pallosissimo, lo richiamo subito prima che telefoni al maresciallo mio suo, mamma mia, se no trovo occupato. Sarò Gioia la Troia. Pronto? Sì, chi è? Ma che era sempre occupato prima, sono sempre io, Gioia. Ah, Gioia, non ce l'hai dolori? Perché? Ah, perché? Ma chi ti fa chiacchierare? Vorrei parlare con Graziano, per favore. Graziano? Sì, l'amore mio. L'amore tuo? Sì, passamelo, ti prego. Ah, sì, ora te lo passo. Grazie. Aspetta, ora un attimino occupato con la smoglia. Sì, me lo immagino. Pronto? Sì? Graziano, sono sempre io, sono Gioia. Prima trovavo sempre occupato. Con chi stavi parlando? Ascolta. Dimmi. Io il telefono ora lo sto mettendo sotto controllo. Lo stai mettendo sotto controllo? Capito? Sì, anch'io ce l'ho sotto il letto. Io ce l'ho sotto il letto. Allora, ascolta me. Sì, se ha dimmi. fame va a mangiare, se non ha fame va a dormire. Ma io d'accordo? ti amo, Graziano, non puoi lasciarmi così. Arrivederci. Abbiamo fatto tanto l'amore. Bella collaborazione questa qua, bella collaborazione davvero. No, così va mia bene, non va bene per niente. Ma che collaborazione è questa? Dice, lo sto mettendo sotto controllo, io lo metto sotto aceta. Io. Ragazzi, questi telefoni sotto controllo mi fanno, è vero. Per concludere l'ho richiamato perché questo veramente, ti dico la verità, mi ha un po' cacato. Pronto? Brondo! Chi è? Brondo, sono sempre il maresciallo Mamburio della squadra immobile. E se vuole le passa Elvira Trasassi, Guglielmo Pastri e il Nacchero. Aspetti un attimo. Ecco. Insomma. Pronto? Guardi, lei si è comportato malissimo. Eravamo sul punto di prendere il numero telefonico e lei era attaccato troppo presto. Sono sempre il maresciallo Mamburio della squadra immobile. Me dispiace, lo farò presente al maresciallo amico suo, che lei si è comportato veramente molto male. Io lo conosco benissimo quel maresciallo, sa. Io lo conosco benissimo, ha capito? Sì. Allora, ecco, quindi glielo dico, quindi lei si è comportato da città. Ora magari l'abbiamo persa le persone. L'abbiamo persa, capito? L'abbiamo perse. Grazie a lei, signor Graziano, grazie Graziano. Ano, IG a musulmano, arrivederci. No, basta, ne posso più, gliel'ho cantate chiare, ecco, gliel'ho voluto dire. Pronto, signora? Sì, che parla? Buongiorno. Senta, abita lì il signor Sebastiano? Sì, che parla? Non è in casa? Mi vuol dire per favore chi parla? Sono Gioia. Glielo chiamo. Sì, sono la sua amante. No.
Senta, se lei ha voglia di scherzare... No, io non ho voglia di scherzare, volevo parlare proprio con lei, signora. Lei è la moglie? Sì. Ecco, io non posso più nascondere questa cosa, sa? Senta, Non signora, è possibile. se mi vuole dica- andare a... Guardi, io sono sicurissima del mio marito. Se lei vuole andare a stroncarselo nel culo, cara signora, o se c'ha voglia di farsi sbattere da qualcuno, vada pure. Sebastiano è il mio uomo, non voglio nessun altro. Senta signora, vada, guardi, ha sbagliato famiglia. Le posso dire che me l'ha già stroncato nel culo. Ha fatto proprio bene. Ha fatto benissimo, ma tanto bene. E allora? E allora bisogna fare un discorso chiarificatore Ma fra me e lei. senta, ma vada al culo. Un'altra volta. La signora molto fine, molto, devo dire, tranquilla, vado a stroncarselo nel culo. tanto carina che la voglio richiamare. È sempre lei? Aspetti che gli passo il mio marito, così lo dice a lui, Capito, bella troia? Parlaci. Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Non so perché che la signora prima mi ha chiamato Troia, ma io sono una persona, sono un essere di sesso maschile. Insomma. Senta, è Sebastiano? Sì? Sebastiano, io lo so che il discorso può essere antipatico, ma io sono innamorato di sua moglie. Ho fatto l'amore con lei, è troppo bello. Meglio così. Ecco, io volevo parlare proprio con lei, Sebastiano. Lei mi deve capire, fra uomini dobbiamo capirci. Sua moglie è meravigliosa, un po' irruenta. Non era possibile. A proposito, avevo detto che avrei telefonato a Sebastiano per concludere. Già, vi ricordate Sebastiano? Già me lo sono dimenticato quasi. Sì, quella signora me lo voleva far stroncare. Sì, quella. Ecco. E Sebastiano invece anche lui che riattaccava. Insomma, l'ho richiamato per concludere così, No, Massino Grante, povero uomo. Sapevo che era morto, per forza. Sì, pronto? Pronto, signora? Senti, cara, t'ha soddisfatto? Chi? Sebastiano? Sì. Tanto. Anche a me. Ma soddisfatto quando me l'ha messo nell'ano, Sebastiano. Sì, Sì. Ha visto? Tanto. Meno male. Meno male. Ha bevuto, signora? No, hai bevuto te, bella. No, signora. Perché io, guarda, sono assento. Ma ha bevuto lei nel frattempo, signora? Abbia pazienza. Sì, È ma così guarda, mi sorridente. fai tanto ridere, ma lo sai di che? Di che? pena. Perché? Perché guarda, una persona che non c'ha da fare niente. No, io c'ho da fare. Che ti dai proprio t'annoi, allora vai a rompere scatola agli altri, capisci? Cosa rompo? Ma guarda, una pena mi fai? Oddio. Ma davvero? Mi faccio pena anche da me. Lo credo. Signora, le confesso la verità. Le confesso la verità, signora, non sono una donna, anche se lei mi chiamava signora, eccetera, e mi diceva Troia. Guardi, io sono un uomo. Sono un malato di mente. L'ho capito perché non ti Ecco, fanno. guardi, lei mi deve perdonare. Mi prendono dei momenti così improvvisi. Allora impersono degli strani personaggi e magari dico sono Gioia la Troia, sono Guglielmo Passeri, sono il Nacchero, tutti personaggi strani, no? Però poi improvvisamente ritorno in me. In questo momento sono ritornato in me. A volte mi trovo al telefono con le persone e non so perché, non so che cosa sto dicendo. Capisce? Questo mi dispiace per lei. No, questo appunto le volevo chiedere. Che cosa ho detto? Quello che ha detto. Che cosa ho detto? Chi ero? Perché non mi ricordo niente, signora. Cosa ho detto? No, senta, ma proprio non c'è da fare niente. Che voce facevo, signora? Ma non c'è da fare niente. Io non lo so chi è lei, ma certo, guardi. Perché posso fare tante voci, ma non mi rendo conto. Ma se lei ha delle frustrazioni. Sì, molte, tante, allora signora. guardi, si metta a gli consiglio una cosa, si metta a fare un volontariato, che c'è tanta gente che ha bisogno del suo tempo invece di perderlo così, guardi. È vero, ha ragione. Che cosa potrei fare? Me lo dica perché guardi, in certi momenti mi vengono delle voci strane, tipo allora sono Guglielmo Passeri, faccio così. Sì. Guardi le belle, pronta la roba, ho già caricato l'ape e 2 ami. Così. Certo. Oppure faccio c'è nel vira si lascia. Via, un po' di
sono in momento di relax. Bene, già, meglio mangiato, signora. Io ho 87 anni, sono una signora di 87 anni e spesso dico, allora, sono in Nacchero, come va signora? Ho giocato a carte a Sebastiano, lui l'ha giocato, l'ha perso la moglie, bisogna che io incassi la vincita. Oppure, signora, sono Tito Traves, lei è la moglie di quel bel fico di Sebastiano. Sono Tito Traves, un travestito. Oh signora. Oppure guardi, ha visto? Ha sentito signora? Ha sentito che roba? Ho sentito, sì. Sono il maresciallo Tamburi della squadra immobile. Così mi viene signora. Mi vengono tutte insieme. Ciao, sono Simone, sono un bambino. Ma perché ridono quelle? Io ho aperto a sorellina perché piangeva, ho aperto pancino a sorellina e ora non piange più. Certo, sono proprio, guardi, desolata. Sono tutti da Battle Walk, hai capito perché tu ti devi prendere le tue responsabilità e messa incinta mia figlia. Così faccio, signora. È la mia malattia, sono un malato di mente, non posso farne a meno, come faccio? Certo sono innocuo, mica solo per telefono non faccio del male a nessuno, però insomma guardi, io a volte mi stupisco di me stesso, capisce? Perché sei troppo bravo, No, che troppo bravo, non lo so, io dico, come mi vengono fuori, per esempio, sono il fantasma Culisbardi e Culisbardi, io albergo ancora nella tua casa. Senta, ma ci crede lei poi? No, a volte sì, a volte no. A volte ci credo, per esempio, faccio uno che viene tradito alla moglie, per esempio, che dice, che hai incontrato mia moglie? Io sono Romeo Caldarocchi di professione becco. Così! Ma si rende conto? È una patologia, il dottore me l'ha detto, ma non posso farne a meno. Allora lo faccia tranquillamente, tanto c'è no. Ma chi è che ride lì, signora? È una bambina. Una, mi sembravano due. No. È una bambina. Perché mi sta ascoltando anche lei in questo momento? No, perché vede l'espressione mia. Meno male che è signora, mi fa un po' un piacere. Ho perso la cacca. Popò, pipì. Così faccio, signora. Si rende conto? Certo, mi rendo conto che è grave la situazione. È grave veramente. Mi volevano rinchiudere, sa? No, non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti a rinchiudere? No, perché tutte le volte che vado davanti al dottore sono perfettamente normale. Scusi, ma come fanno a rinchiuderlo? Perché come fanno? Perché non sono pericoloso. Poi, quando vado a fare le visite, io sono normalissimo, no? Non mi vengono mai, solo per telefono mi viene questa roba qua. Ma guardi, ma quanto mi dispiace. Senta, però guardi, mi dica. È un consiglio che gli ho dato. Vada a fare il volontariato se c'ha tempo da perdere. E se invece... Così vedrà che gli passano tutte le cose. Signora, se io sfruttassi questa mia capacità inconscia e facessi l'attore? No. Ne pensa non verrebbe nessuno a vedermi, No, non credo. No, non crede, Vede, ci vuole, vi ho detto, di guarire vedendo soltanto chi c'ha da fare e chi veramente lavora per gli altri. Allora in quel modo lei guarirà. Ah sì? Capito? Perché non c'ha da fare niente. Magari presso gli extracomunitari a fare... No, lo disturbo, signora, che la sto disturbando. Lei sta parlando con me, mi sta dando un buon consiglio. Per esempio, io conosco un extracomunitario che fa così. Io arbo, mio nome è pezzo di merda. Capito? Così dice. Perso mio serpento Filiberto. Mio fratello testa di cazzo. Mia sorella pezzo di feca. E così via. Si rende conto? Signora, sono disperato. Ora si è divertito. Sono disperato, cosa devo fare? Mi butto dalla finestra, mi butto. Ma dove, a che piano sta, scusi? Al sesto, signora. Al sesto, o ci provi? Ci provo? Tanto per l'umanità non già... è che... Lei pensa che una debba gran fare? perdita. Mi butto, signora, già la finestra al aperta. sesto piano, ci provi. Signora, lei è l'ultima voce che io sento.
L'ultima. Non sentirò più una voce del mondo, mai Che più. diventa sordo? No, io mi butto. Addio, addio mondo crudele, addio. O si butti Sto via. salendo Guardi, sarebbe proprio una cosa bella. Io mi sono buttato, ma lei l'ha riattaccato. Come? L'ha riattaccato a metà strada. Non era ancora arrivata al suolo. L'ha riattaccato. Bell'aiuto. Complimenti. E poi... Sì? Pronto? Sì? Signora, buongiorno. Senta, abita lì, signor Viviano? Alberti? Sì, signora. Sì, è mio marito. È in casa in questo momento? No, è al lavoro fino alle 2, non è a casa. Senta, signora, mi scusi. Allora, mi dispiace, lei è la moglie? Sì? Senta, io sono Gioia. Gioia come? Gioia la Troia, del telefono sexy. Ah. Suo marito ha fatto un abbonamento per 10 telefonate. E questa era la prima, io pensavo di trovarlo in casa. Invece no, non c'è. In questo momento bisognerebbe che lei lo chiamasse... Siccome sa, signora, è già pagato tutto, ha pagato per 10 telefonate sexy e non so... lei sapeva? No, no. Non sapeva? No, per niente. Ma no, non c'è niente di male, sa, signora, perché si tratta di telefonate, solo di telefonate. Sì. Cioè noi abbiamo proprio per contratto l'impossibilità di avvicinare i nostri interlocutori, per cui diciamo facciamo l'amore per telefono e basta. Ah. Sarebbe anche di buono. Come? Sarebbe di buono fare l'amore nel telefono. Sì, diciamo forse suo marito per una distrazione, qualcosa di diverso, per non andare con un'altra donna, forse ha scelto questo metodo, non gliel'ha detto evidentemente perché sa, può essere un po' pregiudizievole. Comunque questa telefonata, signora, è già pagata. Sa come si svolgono queste telefonate? No, però questo in questo momento proprio non ci penso mai a queste cose, però... Si vede che suo marito ci ha pensato perché lui ha ritagliato un tagliandino da una rivista porno e ce l'ha mandato, poi ha mandato 1.200.000 per le 10 telefonate. Per le 10 telefonate. Esatto, e questa era la prima. Comunque si svolge così, io sono seminuda su un divano, però no, signora, non è vero niente, No, è tutta una sì, fantasia. ho capito, E gli dico, sì, caro Viviano, dico, sono distesa sul divano, solamente reggiseno e mutandine. E gli chiedo cosa mi tolgo per primo e lui dirà, che so... Reggiseno o le mutande, la prima cosa. Ecco, secondo lei che cosa vorrebbe suo marito che mi togliessi? Ma la prima cosa penso alle mutande, perché è più sbrigativo lui. Ah, è molto sbrigativo? Sì. Allora mi tolgo le mutande. Ecco, quando sono tolte le mutandine, sempre naturalmente piano così, gli dico, sai, guarda come ce l'ho bellina e pelosa, dai, toccamela. E lui mi risponde, cosa mi risponderebbe secondo lei? Ma non lo so, guardi, proprio in questo momento sento che non sono un uomo. Sì, ma insomma, di solito ecco, sa cosa fanno? Si aprono i pantaloni e insomma... piano piano. Sa cosa fanno, vero? Sì. Mentre io fingo sempre, perché se dovessi farlo tutte le volte, io fingo una masturbazione mia e loro invece fanno tutto. Sì, le risulta che suo marito, insomma, abbia queste tendenze? Ma penso, insomma, è un po' delicato, però... Se si fa con me presso poco e va piano piano, lentamente, non è una cosa che deve far di fretta, però si arrangia, insomma, è un uomo abbastanza focoso, diciamo. Ah, è focoso? Beh, prima mi ha detto sbrigativo e poi ora mi ha detto invece... Sbrigativo nel senso, vorrebbe le cose già spolte, diciamo. Ah sì, eh? Sì. Già pronto per l'uso, insomma. Per l'uso, sì. E quindi avete molti rapporti voi? Sì, sì. Ecco, allora come mai secondo lei lui ha sentito il bisogno di fare questo abbonamento per telefono? Ah, non lo so, guarda, non mi ha mai detto niente. Forse farà le cose sue segrete, ma... Sa, sono cose intime queste qui, magari... in realtà sì, è molto delicato su una cosa intima. Forse lui per esempio. pensava che lei non avrebbe avuto piacere. Sì, penso. Sì? Sì. Già. Lei pensa? Ma comunque, signor Viviano, mi creda signora, ora forse le ho detto cose che pensavo che lei sapesse, perché molto spesso le mogli sanno e sono d'accordo. Sì, ma io non mi sono mai interessata su di lui, perché non è che sia gelosa o una cosa o l'altra. Perché lei, insomma, lui è infedele? No, guardi, posso mettere anche le mani nel fuoco a mio marito. A lui, eh? Sì. Cioè, le mette le mani di suo marito nel fuoco? Sì. Ecco, non le sue, signora. No. Ah, quelle di suo marito, eh? È Sì. troppo comodo. Comunque, senta, signora, ma dico, lo sa che noi abbiamo anche, come dire, un servizio per le signore? Sì? Sì, abbiamo dei colleghi qui, maschi, per esempio c'è uno qui accanto. Siccome questa telefonata è già stata pagata, perché non approfitta lei, signora? Le passo Ugo? No, guardi, un momento perché mi hanno suonato anche la porta. Sì, perché... attendo in linea, signora. Sì. Grazie.
Che c'è la presa? No, ecco, al telefono. Fuori perché qua. Sì? Sì, signora? Ecco, le passo Ugo un attimo. No, guardi, in questo momento sono che sto preparando da mangiare perché è arrivato mio figlio che deve andare al lavoro. Si tratta di un momento, glielo faccio Sì. solo conoscere, per non sprecare la telefonata. Un attimo. Ugo, vieni, parla con la signora. Madonna. Sto babbo che ha pagato, mi viene in mezzo per le telefonate di Bella Gioia. Pronto? Pronto? Sì? Mi dica. Signora? Buongiorno. Buongiorno. Sono Ugo. Sì, ho sentito che l'ha chiamata Ugo. Sì, sa come mi chiamano? Con Ugo c'è più sugo. Sì, più sexy. Sexy, sì, almeno mi dicono così. Io, diciamo, sono un bellissimo ragazzo e le signore si divertono molto con me perché sono molto ben dotato. Ecco. Però ci vorrebbe una ragazza giovane, non della mia età. Come ti chiami? Non lo posso dire, non dico mai il nome. Ah, non dici mai il nome No. quando fai l'amore? Nemmeno. Nemmeno? No, poi sono una donna che non è più giovane, ha più di 50 anni, poi c'è con lei. Io amo moltissimo. Bisognerebbe- Amo moltissimo le donne che hanno qualcosa più di 50 anni. Sono le migliori, sa. Queste ragazzine non sono quelle giuste perché voi sì, voi donne, vere donne, avete questa esperienza meravigliosa che fa veramente piacere anche a un maschio giovane. Ah sì, ti vorrei spogliare tutta, sai? Sì? Sì, Grassa tutta. come so. Sei grassa, mi piace tutta quella bella roba che hai, eh? Ti spoglio tutta e ti tolgo il reggiseno, ecco. Ah sì, lui comincia da lì? Eh? Lei comincerebbe da lì? Sì, io comincio da lì, dal reggiseno. Ah, che belle, belle grosse, eh? Sì, un po' calanti, ma niente di male, anzi, il capezzolo guarda in giù, vero? Scendo giù. Va bene, senti, in questo momento proprio non ho nemmeno il tempo Dove sei andata, perché amore? c'è mio figlio che mi tira le gonne per mangiare. Ti tira le gonne? Sì. Anch'io, anzi, ti tiro le mutande, ecco, te le ho tolte, improvvisamente, anch'io sono tutto nudo e pronto a fare l'amore, su, dai, facciamo l'amore. Ah, sì, non so come chiamarti, ti chiamerò Viviana, perché tuo marito si chiama Viviana, sì, come sei bella, quanta roba, che ammasso di cellulite meravigliosa, ah, Viviana, quante pelletiche, che salsicciotti meravigliosi che c'hai, Viviana, ah, una vena varicosa, che bella, me la lecco tutta, Viviana, sì, 1, 2, 3, ah, godi Viviana insieme a me, Era l'orgasmo di Ugo. Sì, ho sentito. È stato bellissimo, Viviana. Ma posso sapere il tuo nome? No, non lo posso dire. Perché non ti sento più bene come prima? No, dico, non lo posso dire il nome. Non lo In puoi questo dire il momento, nome? no. È Ma un segreto, bisogna tenere cose segrete. ti è piaciuto questo Sì. incontro? Sì. Vuoi che ti Bene. richiami? Vuoi che ti richiami, Viviana? Non so come ti chiami, vuoi che ti richiami un'altra volta? Guarda, mi sei piaciuta tanto, gratuitamente ti richiamo, eh? Ma domani mattina sono di partenza. Sei di partenza domattina? Sì, sono in vacanza su... A quest'ora sei già partita? No, Ah, allora ti richiamo domani? va bene. Ciao. Ciao. Oh, la signora non disdegnava affatto. L'ho capito subito perché prima parlava molto serenamente, tranquillamente di suo marito, di Gioia la Troia, a parte che ha sibilato, non so se l'avete sentito, fra Gioia e Ugo, ha sibilato un puttane alle donne.